No, ciclisti! Remy, facciamo una gara. Dai. Facciamo una gara. Che stai, Tony? Sì! Allora, Voi altri con i vostri ratatouille qua. Allora, facciamo una gara che l'ultimo che arriva a Porta Verona paga da bere, d'accordo? D'accordo? Lo vedo. Medeo 10 metri di vantaggio. Te credi? E ora Pronti? dobbiamo avere lo starter che ne dà il via. Giusto. Ok? No, anche 10 metri, 10 anche qui. Uno imparziale. Uno imparziale. Che sei un pensionato, Laura. Dai. Pronti, attenzione, via! Che devo pagare qua? Grande Sony! A proposito, cosa sai che si beve qua? Suave classico! E ora chi è che paga da bere? Tutti! Una partenza con sprint per il nostro giro nella Pedemontana Veneta, nel cuore del Soave, il vino bianco italiano più famoso nel mondo. Una pedalata che ci porterà a Colognola ai Colli e ai Lasi per addentrarci nella Valle d'Alpone. E chissà se riusciamo finalmente a prendere il volo sulla nostra cara amata mongolfiera. Il pallone gonfiato un po' mi manca e non mi riferisco a Roberto. Dopo un esercizio competitivo con i ciclisti veri, male non ci fa una lezione di storia tra le torri merlate del maniero di Soave. È un castello pre-scaligero. Diventerà poi, assumerà la forma attuale di castello con le 3 cerchie nell'epoca scaligera, esattamente con Mastino I della Scala e poi nell'ultimo periodo scaligero prima dell'epoca veneziana. Continuerà poi ad avere importanza come castello per tutto il Cinquecento, epoca nella quale i veneziani sono costretti a difendersi da tutta una serie di invasioni, per cui sarà costantemente occupato o in zona occupata all'intorno da truppe militari. Nel 1600 viene poi dato come capitani perpetui alla famiglia Gritti di Venezia. Allora, questo castello è uno dei più importanti del settore orientale del territorio veronese, del distretto veronese. Abbiamo quindi tutto un sistema di difese e città vere e proprie fortificate, perché Soave non è il castello di Soave, ma è Soave Castello, che si basa su Soave superiore, l'Alto Soave, che è il castello vero e proprio, sulla città di Soave, in 2 zone. Una zona propriamente militare e una zona propriamente civile, tant'è vero che più in basso, nella zona vicino al comune, noi abbiamo ancora una seconda cerchia di mura interne, mentre tutta la città di Soave è tutta completamente circondata da mura. Eccoci qua! Fate voi! Ascolti me, ma Sul mezzo! con tutto sto vin qua, chi sia qualche dunque ne da bere? Ah, che dai Roma! Ciucciamo da gomma. Nettare! Senti che buono! Cosa che sia? Non so, sarà soave, se ma so. Soave! Soave! Ciuccia!
Ma guarda, sti signori, buongiorno. Buongiorno, Non fa signora. la maniera. Perché? Eh no, è il vino No. suave. Non si ha di creanza? Eh no, ci vuole un buon bicchiere. Boh, era un buon brindisi col soave, avanti. Vai. Ehi. La parola stessa soave dice qualche cosa di bello. È una zona a 13 comuni, 3 valli meravigliose con le sue colline, siamo vicini alla città, siamo vicini al lago e abbiamo dei prodotti stupendi, sono 6.000 ettari di vigneto. Possono percorrerlo in bicicletta, in motocicletta, a cavallo, a piedi, perciò veramente siamo in grado di ospitare e dare ospitalità al turista che arriva nel territorio. Non abbiamo solamente il vino, abbiamo le ciliegie, il primo frutto, anzi direi anche prima la fioritura dei ciliegi, che è bellissima da vedere, e poi abbiamo la ciliegia, abbiamo l'uva e abbiamo poi finiamo anche con le olive, abbiamo il meraviglioso olio d'oliva delle nostre colline che fa parte del DOP Valpolicella. Visita ai vigneti e ristoro in cantina. Le cantine sono luoghi sempre più ospitali e non solo per la conservazione del nettare di bacco. Poi tutto il tempo dell'anno abbiamo sempre qualche cosa di interessante, dalle feste del vino, alle feste dell'uva, feste delle ciliegie, sempre qualche cosa di bello, di attrazione e soprattutto di ospitalità. Siamo brindisi, eccolo, dai. Allora, chi che lavora mangia e chi che non lavora mangia e beve. Soave Versus, iniziata quasi per scommessa alcuni anni fa, è diventata una manifestazione importantissima per il nostro comune, e tanto che noi mettiamo a disposizione quello che è il Palazzo del Capitano proprio per consentire di avere la cornice adeguata a un evento che ritengo importante perché è riuscito a mettere insieme molti produttori del Soave, anche soprattutto i più qualificati, e quindi credo che questo sia sicuramente una vetrina importante che all'apertura quasi della vendemmia i produttori del Soave propongono a tutti quanti gli amanti del buon vino. Era nata come una kermesse tra aziende e poi è diventata veramente una degustazione dei Soave. Chi viene qui assaggia quello che è il Soave oggi nella sua moltiplicità di qualità. Quindi abbiamo qui presenti dalle cantine sociali, dalle cooperative alle piccole aziende, cioè tutto il territorio. Quindi è una cosa inversa, una volta erano i produttori che si affacciavano agli importatori, oggi abbiamo fatto il contrario. La prima volta che lo facciamo, ma l'ho constatato di persona e secondo me c'è più soddisfazione perché ogni importatore è, tra virgolette, costretto ad ascoltare e ad assaggiare i vini di ogni produttore che è davanti a lui. Quindi è una cosa veramente interessante e penso che abbia degli svolti veramente positivi. Soave Versus è un'opportunità che hanno i nostri produttori di parlare direttamente al consumatore per far capire quale sia il valore del nostro vino, non soltanto il mero valore organolettico, ma anche quel valore immateriale che sta dietro le nostre bottiglie e quindi il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma anche la potenza del nostro terreno di origine vulcanica. E a Colognola ai Colli c'è più di una villa paradisiaca. Villa Fano, dal XV secolo, è un immenso complesso di edifici a vocazione agricola. Un insieme armonico, ora sotto tutela del patrimonio monumentale nazionale. Una villa storica, circondata da vigneti antichi. Vigneti di Garganega. Questa villa, anticamente di proprietà dei marchesi Fumanelli, passa di mano in mano fino ai Nichesola, alla fine del Settecento, e arriva all'inizio del Novecento alla famiglia Fano, che è una benestante famiglia di origine ebrea, prestigiosa anche dal punto di vista intellettuale, perché Gino Fano, docente universitario di matematica, e poi il figlio Ugo, che fece parte insieme a Enrico Fermi, a quei ragazzi di Panisperna, che poi fecero quelle numerose scoperte in campo matematico-scientifico.
Loro abbandonarono questa villa nel 1938 in seguito alla pubblicazione e all'emanazione delle leggi razziali. All'interno di questo parco, che è un giardino tardo romantico, vi è un'edicola costruita intorno alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, dedicata a Jacopo Bonfadio, umanista nato nella zona del lago di Garda, sponda bresciana. Si era trasferito nei lunghi viaggi che gli umanisti facevano all'inizio del Cinquecento per un soggiorno proprio qui a Colognola e sul monte, in una villa sul monte. Questo è il vitigno di Garganiga, un vitigno autoctono che concorre per alcuni versi, anche per il 100%, a fare il soave. Il vino soave è un vino asciutto, un vino secco. La Garganiga è un prodotto versatile, si fanno molteplici prodotti, dal soave al recioto. A metà settembre all'incirca si raccoglie l'uva più spargola, l'uva più bella, la si mette a riposo e esce questo succo, questo nettare, quando è gennaio-febbraio, per fare il recioto di soave. Qui la Garganiga è coltivata per lo più con questo sistema di pergola veronese. Questo è un vitigno antico e si vede anche da conservare per vedere per le generazioni future com'era. Adesso la pergoletta veronese viene ridotta, viene fatta comunque sempre una vendemmia a mano.